Anzi no, avevo provato a chiamarlo, come aveva chiamato, ci avevamo chiamati un paio di volte, poi comunque avevo saputo che la sua volontà era quella di rimanere a Rimini, naturalmente in categoria superiore, quindi dopo l'ho lasciato stare. E poi quest'inverno insomma si è riaperta la possibilità, allora tra una cosa e l'altra sarà insomma un paio di settimane. Sì, 15-20 giorni tramite Martin Petras, che è stato un nostro giocatore in Lega Pro, un'amicizia in comune e abbiamo insomma trovato un punto di conto sulle nostre volontà, la volontà sua di venire in una società comunque per far bene. Dopotutto se un giocatore ha tanti anni di carriera importante alle spalle, il motivo c'è, perché comunque non conta tante volte la data anagrafica sulla carta d'identità, ma conta la voglia che uno ha dentro. E lui penso che abbia dimostrato che è un giocatore vero, al di là delle categorie, ma anche per quello che comunque ha fatto in questi anni. Fare bene, fare bene, non mi pongo obiettivi, perché l'obiettivo è vincere ogni partita, quindi è fare bene da qua alla fine dell'anno.